arrivo una nuova ordinanza regionale anti-assembramenti, entrerà in vigore da venerdì. Saturimetri e bombole d'ossigeno verranno portate a casa dei malati meno gravi curati a domicilio. Venerdì approda in Consiglio regionale il provvedimento sulla app Zero Covid Veneto. Consentirà il biomonitoraggio dei pazienti Covid in isolamento domiciliare. Maxi rissa in campo Santa Margherita è successo sabato sera attorno alle 19 a fronteggiarsi circa 20 persone tra i 18 e i 25 anni, per la maggior parte studenti di Venezia e della terraferma. In 2 mesi i ladri sono entrati a casa sua e di suo padre. Una residente della zona Terraglio racconta la sua esperienza e denuncia la scarsa sicurezza di questa zona di Mestre. Universitari nelle case destinate ai turisti. Dopo il sostegno di varie associazioni di categoria del comune, la proposta dello IUAV inizia a interessare anche Airbnb. Continuano i fallimenti e le chiusure di negozi a causa della pandemia. Il consigliere Giovanni Giusto mette in guardia i molti costretti a svendere. Chi saranno i nuovi proprietari del turismo in laguna? Umana Reyer in isolamento fiduciario dopo il giro di tamponi effettuato nella nottata di domenica, che ha rilevato dei positivi al Covid-19. Salta la partita di Eurocup con il Partizan Belgrado. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai numeri anche questa sera con il report emesso dall'azienda Zero nel pomeriggio che era affrontato con quello della mattinata da un quadro sempre purtroppo preoccupante. 1782 i contagi questa mattina in Veneto, cui si aggiungono altri 1078 delle ultime 12 ore, fanno salire a 2.860 i nuovi positivi nelle 24 ore in Veneto. Pesantissimo il numero dei decessi, 49, 12 dei quali riguardano la marca trevigiana, ma poi ce ne sono naturalmente relativi anche alle altre province. 175 i nuovi positivi nella provincia di Venezia dalle 8 di questa mattina. I ricoveri, ecco, quelli in area non critica, sono stasera 1749, 102 in più rispetto a ieri sera. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, restano 211. In arrivo, lo abbiamo detto, una nuova ordinanza anti-assembramenti. L'annuncio oggi del governatore Zaia: entrerà in vigore da venerdì, e sul fronte delle cure dei pazienti Covid ci sono delle novità che riguardano in particolare i malati meno gravi curati a domicilio. Basta assembramenti nei centri delle città al mare. In collina, dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana, il presidente del Veneto è al lavoro per una nuova ordinanza che imponga ulteriori restrizioni. La firma è imminente. Verosimilmente io spero, sottolineo spero, di riuscire a portarvela domani. Se non sarà domani è giovedì, ma non oltre giovedì. E entra in vigore da venerdì. Un'ordinanza che Zaia vuole concordare con i sindaci del Veneto, ma anche con le regioni confinanti in fascia gialla, per redigere delle ordinanze che siano sostanzialmente in linea tra di loro rispetto a una serie di misure restrittive che non sono coercitive, sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi in questo momento ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Coordinamento tra le regioni in fascia gialla, anche se Zaia non esclude la possibilità che a fronte di un peggioramento della situazione tutte le regioni possano finire a breve in fascia rossa. Non ho sentore di questo, ma non lo trovo neanche improbabile, perché è ovvio che se galoppiamo con questi numeri e si manda in crisi il sistema deve trovare qualcuno che reagisce. L'altra novità di oggi riguarda le cure domiciliari, con un protocollo innovativo per l'assistenza a casa dei malati Covid meno gravi. Ci abbiamo messo una novità, c'è la consegna dei saturimetri e l'ossigenoterapia a domicilio. Il paziente potrà quindi da casa monitorare l'ossigenazione del sangue comunicandola ai medici. Ti lasciamo il saturimetro, c'è un protocollo, dirai al tuo medico, col portale di biosorveglianza ovviamente, ce lo scrivi, il livello di saturazione del tuo sangue, e quindi riusciamo a seguirti, accompagnarti, e tu non hai anche quella pressione psicologica. Questa è una grande novità. L'azienda Zero ne sta comprando, penso, ormai 100.000 di questi saturimetri, perché ci siamo messi
di buona lena, ne stiamo già consegnando tramite i medici di base, dove le ULSS ne hanno in casa li consegniamo, e questi saranno degli elementi che ci permetteranno anche di fare una sorta di telemedicina. Una situazione, quella veneta, sulla quale oggi anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto informazioni. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti. E lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Ordinanza anti-assembramenti che la Regione sta quindi concordando con i sindaci dei comuni capoluogo, ma anche con i vicini di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Tra le ipotesi uno stop nel fine settimana agli movimenti, agli spostamenti tra comuni differenti, e dunque nel nostro sondaggio di questa sera, il cui esito vi daremo come sempre a Ring, vi chiediamo proprio questo: stop ai movimenti tra comuni, giusto secondo voi? Per il sì digitate 0422 1626 691. Per il no 0422 1626 690. Come detto, il risultato poi stasera durante la prima serata dedicata alla politica e all'attualità di Antena 3. Intanto l'assessore alla sanità ha confermato che in Consiglio regionale sarà approvato il provvedimento sulla app di cui si è discusso parecchio, Zero Covid Veneto. Venerdì approda in Consiglio regionale il provvedimento sulla app Zero Covid Veneto. L'annuncio del presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera. Con questo passaggio passato in prima commissione, venerdì in Consiglio regionale noi andremo ad essere operativi anche con l'app di biosorveglianza sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, e quindi poi potrà entrare in utilizzo, e siccome rientra anche in quelle che sono le cure domiciliari e quindi i protocolli che stiamo portando avanti, quindi è parallela a questa. Una volta approvato, i cittadini potranno scaricare volontariamente la app per essere seguiti da remoto. L'app consentirà il biomonitoraggio dei pazienti Covid in isolamento domiciliare. Lanzarin ha poi annunciato un'altra importante delibera che riguarda le case di riposo. Dà un contributo straordinario a fondo perduto a tutte le case di riposo. Abbiamo stanziato 12 milioni e 8, quindi insomma cifra importante, che viene suddivisa tra tutte le case di riposo in base al numero dei posti letto accreditati e convenzionati, facendo riferimento, dando appunto anche un valore diverso e maggiore a quelle strutture che hanno avuto dei costi maggiori perché sono state più colpite dalla pandemia. Ora veniamo alla cronaca in città. C'è stata un'altra maxi rissa in campo Santa Margherita a Venezia, uno scontro tra circa 20 ragazzi, è successo sabato sera. Vediamo le immagini girate da una collega. Un'altra maxi rissa in campo Santa Margherita a Venezia. È successo sabato sera verso le 19. Le immagini girate dalla giornalista Milva Andriolli mostrano una lite tra due gruppi che in tutto erano circa 20 persone. Ragazzi, ma anche qualche ragazza, tutti tra i 18 e i 25 anni, per la maggior parte studenti. Da una parte i cosiddetti isolani, sai di dove sono io, di Saccafisola, si sente dire a un certo punto. Dall'altra una compagnia di terraferma. Pugni, schiaffi, bottigliate, e il motivo del contendere è ancora sconosciuto. Alcuni degli identificati dalla polizia mentre erano sul posto al momento dell'intervento non sono noti alle forze dell'ordine. Nessuno ha riportato ferite gravi né richiesto l'intervento dell'ambulanza per le cure mediche, e tutti, come si vede, erano senza la mascherina. In 2 mesi, veniamo a un'altra storia, i ladri sono entrati a casa sua e di suo padre. Maila Nucili, giornalista mestrina, denuncia la scarsa sicurezza della zona Terraglio a Mestre. Non ho dormito questa notte,
quindi ho anche l'incertezza, vivendo da sola, di uscire di casa adesso, devo dirla con tutta sincerità, anche se sono sempre stata molto spavalda, tranquilla, sicura di me, devo dire che questa cosa mi ha proprio mi fa sentire insicura. Non c'è solo il danno rappresentato dal furto di oggetti di valore o il trauma provocato dalla violazione della propria intimità domestica. L'ingresso in casa dei ladri lascia anche una sensazione profonda di vulnerabilità, di paura. Il telefono di Maila Nucilli, giornalista mestrina, continua a suonare. Spesso è la solidarietà di chi come lei abita in zona Terraglio, di chi ha già avuto un'esperienza analoga alla sua e di chi teme di averla presto. Questa zona, dicono in molti, non è sicura. Non è un bel periodo perché anche suo papà ha ricevuto la visita dei ladri. Esattamente 2 mesi fa, il 17 settembre, sono entrata in casa e in centro a Mestre, però, questa cosa qua. I ladri si sono arrampicati dalla grondaia. Tutte le modalità con cui all'imbrunire è avvenuto il colpo fanno pensare ad una banda di professionisti, probabilmente stranieri. Io normalmente ho una pitbull in casa e un pincher abbastanza aggressivo. Quel giorno, cioè ieri, non c'erano e questo mi ha destato dei sospetti, perché sembrava appunto che sapessero i miei movimenti. Cosa li hanno portato via? Tutto l'oro che avevo in casa, quindi catenine del battesimo, della comunione, anellini, anelli di storie passate, ciondoli, bracciali, praticamente tutto l'oro che avevo non ce l'ho più. L'unica cosa che mi è rimasta è questo anello che era di mia mamma, ma perché lo portavo addosso. In zona Terraglio c'è poca sicurezza. La sensazione piuttosto diffusa tra i residenti è anche di uno scarso presidio delle forze dell'ordine. Il controllo di vicinato potrebbe essere una possibile risposta, ma da sola non basta. È stato estradato dall'Italia in Australia un latitante inglese di 76 anni, scoperto e arrestato il 21 marzo scorso a Caorle in un'operazione congiunta tra Interpol e i militari della sezione navale della Guardia di Finanza. Charles Gordon Batham, questo è il suo nome, era ricercato a livello internazionale dalle autorità australiane perché colpito da 3 mandati di cattura emessi nel 2012 dal Tribunale di Perth per ben 28 procedimenti giudiziari per i reati di violenza sessuale a 2 bambini di età inferiore ai 13 anni commessi dal 2002 al 2010 e per istigazione e incitamento alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. Torniamo al tema economico, alla crisi di negozi e alberghi a Venezia, molte le attività fallite e in vendita. In città ci si chiede chi saranno i nuovi proprietari dell'industria turistica una volta passata la pandemia. E ogni giorno, girando per Venezia, ci accorgiamo che anche le serrande dei negozi sono sempre più numerose quelle che chiudono e che probabilmente, ma speriamo di no, anche non apriranno più. Il bollettino oramai è quasi quotidiano. 2 mesi dopo la chiusura della storica vetreria Venini, in piazzetta dei Leoncini, a un passo dalla Basilica di San Marco, gli scatoloni si sono riempiti di merce da portar via anche nel negozio a fianco. Le chiusure dei negozi nel cuore della città si avvicinano al 50%. Privata degli abitanti da 40 anni di esodo ininterrotto, col Covid Venezia ha anche momentaneamente perso i milioni di turisti cui ha consegnato la quasi totalità della sua economia. Ogni giorno sono sempre di più gli appartamenti e i negozi che vengono messi in vendita e oserei dire anche più in svendita che in vendita. E la preoccupazione, la disperazione delle persone che sono direttamente coinvolte in questa incredibile situazione è ormai palpabile. A Mestre, via Camarcello è a 9 chilometri da piazza San Marco, ma lo sviluppo economico è ormai lo stesso. Qui negli ultimi anni sono già stati costruiti 4 alberghi per quasi 2000 posti letto e ora, in piena crisi, si è aperto il cantiere di una nuova struttura per ulteriori 600. Non ci si deve stupire perché Venezia è destinata a tornare comunque una capitale turistica. Ma intanto a Venezia città, dove il tessuto economico e sociale si sgretola, non tutti possono aspettare. Si fallisce e si vende. E in alcuni casi è inevitabile chiedersi chi ci sarà quando arriverà la ripresa. E potrebbero, anzi, speriamo di no, materializzando gli avvoltoi, che con pochi denari rilevano attività, aziende, negozi, comprano appartamenti. Ci dobbiamo porre una domanda: ma quale Venezia ripartirà? O peggio ancora, con chi Venezia ripartirà?
Per contrastare proprio questa tendenza ci sono idee come quella venuta allo UAV, far abitare agli studenti universitari le case lasciate vuote dai turisti. La Facoltà di Architettura di Venezia, in collaborazione con altri enti, ha già portato all'assegnazione di 200 appartamenti e ora inizia il dialogo anche con Airbnb. Venezia ha 30.000 giovani iscritti alle sue università, una città nella città, o meglio, una città che lo UAV vuole davvero portare in città, contribuendo al rilancio della residenzialità e facendo rivivere il patrimonio edilizio inutilizzato in tempo di Covid. È una scommessa, come la definisce il rettore Alberto Ferlenga, che al momento apparirebbe vinta, se è vero che oltre al sostegno di varie associazioni di categoria e delle istituzioni è arrivato anche quello di Airbnb, attraverso l'erogazione di 2 borse di studio abitative assegnate a studenti meritevoli. C'è stata la percezione da parte nostra che da parte loro ci sia un riconoscimento dell'importanza, per esempio, del favorire anche il ritorno degli studenti nelle città d'arte in cui il loro italiano in modo particolare, ma in cui la loro presenza determina chiaramente degli scompensi da alcuni punti di vista. Quindi quello che io ho percepito è una reale volontà di collaborare rispetto a questo tema su cui ci siamo confrontati. Per ora con Airbnb si tratta di un primo passo, ma altrove i numeri sono già importanti. Study in Venice, l'unione tra UAV, Ca' Foscari, il Conservatorio, l'Accademia di Belle Arti e in collaborazione con il Comune e le associazioni di categoria Confedilizia, ABAV e Agata, si sta muovendo in questo senso. In poche settimane ha ricevuto più di 1000 domande e ha assegnato 200 alloggi. Difficile prevedere cosa accadrà con la fine del Covid e il ritorno dei turisti, ma Ferlenga è ottimista. Ormai con l'offerta che c'è a Venezia di case, che c'era di case di turisti, si faceva molta fatica ad avere un'occupazione integrale nell'arco dell'anno degli appartamenti. Lo studente certo paga di meno, ma offre continuità. Non credo sia così folle pensare che si possa anche in parte a partire da questo si sia cambiata un po' una situazione, perché la gestione di un appartamento, come ci spiegano, ormai sono diventato un esperto in questo ramo, la gestione dell'appartamento sul mercato del turismo è cosa complessa. Covid che non risparmia neppure lo sport, lo sappiamo. l'Umana Reie era in isolamento fiduciario dopo il giro di tamponi effettuato nella nottata di domenica che ha rilevato alcuni casi di positività al Covid-19. Salta dunque la partita di Eurocup in programma questa sera al Taliercio contro il Partizan Belgrado e proprio la Coppa Europea pare essere la causa del contagio, in particolare la trasferta in Russia della scorsa settimana per il match con Kazan. La società non ha reso noto i nomi dei giocatori positivi il numero, anche perché ci sono ancora altri tamponi da processare. In ogni caso i soggetti sono pauci sintomatici e l'Ulstre ha disposto l'isolamento fiduciario di 10 giorni per tutta la squadra, per lo staff tecnico, quello medico, ma anche per il presidente Federico Casarin, il team manager e l'addetto stampa, tutti coloro cioè che sono stati a stretto contatto con i positivi negli ultimi giorni. Cambiamo tema. Il 15 aprile del 2021, nell'11° anniversario della scomparsa del grande attore e conduttore Raimondo Vianello, tutta Pellestrina è pronta a dedicare un omaggio al suo illustre concittadino molto legato anche al Venezia Calcio. A Raimondo verrà dedicata una via dell'isola. Un'idea che era sorta spontanea tra la gente. Poco dopo la sua morte, dedicare una via di Pellestrina al grande uomo di spettacolo, bontà e sorrisi Raimondo Vianello, originario proprio dell'isola di Pellestrina. Non è un caso dunque che l'isola dei pescatori e dei 4 cognomi, dove Vianello è quello largamente più diffuso, sia conosciuta anche come quella dei nipotini di Vianello, Raimondo naturalmente. Perché l'anno scorso l'avevamo presentata e dopo è venuto fuori questo Covid che abbiamo avuto questi problemi e quindi la riproponiamo per il 15 aprile del prossimo anno, quindi la partita di calcio contro il Venezia, perché Raimondo Vianello era molto legato a Venezia Calcio, era la sua prima squadra, e poi c'è Edoardo Vianello che verrà a fare un concerto con noi e forse ci porterà un illustre ospite. A capo del comitato che porta avanti la proposta c'è Giorgio Vianello, che l'aveva sostenuta come presidente di municipalità fin dal 2010, subito dopo la scomparsa dell'amato presentatore adorato da adulti e bambini. L'ex presidente oggi è tornato da consigliere in municipalità e resta promotore di tante iniziative per il territorio. A Pellestrina ci sono 10 vie
che ancora attendono un nome. Una di queste sarà per l'indimenticabile Raimondo. Quindi dare slancio a tutte e due le isole con attività promozionale turistica, culturale e soprattutto nel decoro. La proposta di intitolazione ha già trovato un assenso di massima da parte dell'assessore comunale alla toponomastica Paola Amaro. Vi ricordo questa sera dalle 21:15 l'appuntamento su Antenna 3 con Ring, ospiti in collegamento Diego Bonavina, assessore alla sicurezza di Padova, in studio Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Dania Sartorato, presidente della FIPE di Treviso, e ancora in collegamento Marco Bonet del Corriere del Veneto, Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, Maddalena Valli, avvocato. Questa sera dunque politica e attualità a Ring a partire dalle 21:15. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Sarà ancora l'anticiclone a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 novembre. Sul Veneto la cosiddetta estate di San Martino verrà rispettata alla lettera. Avremo infatti una giornata decisamente soleggiata, solo con locali nebbie al mattino ma in rapido dissolvimento. Come vuole la tradizione, le temperature autunnali si faranno da parte, il clima infatti sarà mite con valori minimi tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 13 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una bella giornata di sole con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 8 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove la situazione sarà simile, bel tempo salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della regione ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 3-4 gradi, massime fino ai 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.